Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon giovedì 30 luglio e siamo pronti per questa nuova giornata da trascorrere insieme con voi, questo appuntamento delle 12 tutti i giorni, dal lunedì al sabato. E naturalmente l'appuntamento quotidiano va anche rinnovato tutti i giorni alle 18, sapete, con il format condotto dal nostro mitico Francesco Caravello. Ne approfitto per salutare i tre ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano, e sono Giuseppe Giorgiani, Davide Morici, Francesco Caravello, che insieme a tutti noi, tutti, continuano a camminare velocemente per portare avanti grandi progetti, e poi sono le idee che diventano concetti, i concetti che diventano dei progetti che stiamo proprio realizzando. Continuiamo a camminare velocemente, ci sono tanti bei risultati e oggi nello specifico, fra poco vi farò vedere un accadimento molto importante, che è un evento importante che avverrà proprio oggi, questo pomeriggio, ne parleremo fra poco, rimanete con noi. Oggi tra l'altro viaggeremo in Sicilia, perché vi porterò in giro tra Ragusa e Siracusa a conoscere delle realtà eccezionali. Parleremo ancora una volta di territorio, di terra, dei suoi prodotti e di accoglienza elegante, raffinata, insomma davvero una puntata da non perdere. Iniziamo con il nostro consueto modo, ed è grazie 249.188 volte grazie. Vedete, ci stiamo avvicinando ai 250.000 con grande orgoglio e soprattutto con grande coscienza. Con grande coscienza, perché non perdiamo mai di vista l'identità, la qualità, la provenienza. Questo lifestyle, questo nuovo stile di vita dettato da Io Compro Siciliano e condiviso da ognuno di voi, quasi 250.000 amici che ogni giorno lavorano ancora di più con coscienza. Io Compro Siciliano nasce un po' come un pensiero di portare avanti, con quest'idea di portare avanti la nostra identità, sapete, le eccellenze della Sicilia, il territorio siciliano con tutti i suoi meravigliosi aspetti, ed è diventata poi una realtà imprenditoriale. Sapete che proprio in questi giorni presenteremo ufficialmente il nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano, con grandi aziende all'interno, e poi ancora il portale del turismo siost.it, sempre a marchio Io Compro Siciliano, e la nostra card, la Sicily City Card, sotto forma di app, che vi permetterà di viaggiare in Sicilia usufruendo di tutti i vantaggi possibili per meglio conoscere la nostra terra. Sapete, Io Compro Siciliano però, oltre ad essere un progetto imprenditoriale, si dedica anche a progetti sociali, a progetti legati alla riqualificazione del territorio. La riqualificazione del territorio che diventa poi attenzionare tutto quello di cui si ha bisogno, e tutto questo poi diventa impresa, tutto questo poi diventa importante canale di crescita della nostra economia. E proprio su questo aspetto sociale di Io Compro Siciliano, signori, permettetemi di iniziare questo appuntamento proprio oggi. Grazie al progetto, ne abbiamo parlato tra l'altro avendo con noi anche la dottoressa Ciatina Di Benedetto, abbiamo parlato spesso di Milan Urban, questo Food Policy Pact, e guardate un attimino, lo state guardando in questo momento, perché oggi giovedì 30 luglio alle ore 16:30 ci sarà questo webinar di food policy della città italiana, proprio organizzato da Milan Urban, e sono 4 le città marinare coinvolte, e in queste città sono Palermo, Livorno, Genova, Ancona. Mi piace sottolineare che Io Compro Siciliano è stato chiamato proprio per questo appuntamento, è il primo appuntamento in Italia.
primo appuntamento in Italia che coinvolge queste 4 città per parlare delle città a tutto porto, le città bagnate dal mare. Iniziamo proprio da queste 4, ci saranno tanti appuntamenti in Italia. Oggi alle 16:30 chi tra l'altro volesse partecipare può farlo prenotando. Appunto, quindi potete trovare tutte le indicazioni su questo messaggio per partecipare a questo webinar. Beh, Io compro siciliano sarà proprio in questo primo incontro italiano. Tra l'altro Milano Urban, sapete, coinvolge oltre 160 città nel mondo, tra Milano e Dubai ed ancora New York, le più importanti città, e naturalmente c'è anche la Sicilia, le più importanti città del mondo, per parlare di sostenibilità, per parlare di riqualificazione del territorio, per parlare di prodotti a chilometro zero ed ancora contro lo spreco nel mondo. Insomma, un appuntamento realmente importante. Noi ringraziamo come sempre Milan Urban, ma anche la dottoressa Cettina Di Benedetto, che parteciperà a questo webinar insieme agli uomini di Io Compro Siciliano. Nella fattispecie dovrebbe essere presente il dottor Morici, presente a questo incontro. Siamo realmente molto molto felici. Grazie alla regia, grazie a Paolo Gatto, possiamo ritornare nuovamente in diretta. Eccoci qua, signori, siamo pronti a viaggiare. Noi oggi vi faremo conoscere un produttore, lui ama fortemente la terra, lui è un produttore di vino. Lui si dedica alla produzione di una farina che è la semola rimacinata di Russello, ancora produzione di pasta. Lui da intere generazioni, la sua famiglia, sia da parte di papà che da parte di mamma, raccontano la storia della terra. Bene, vi portiamo a Pachino. Siamo nel territorio di Siracusa, un progetto fatto di passione, di dedizione e amore. Abbiamo con noi Salvatore Marino dell'azienda agricola. Salvatore Marino, buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno a voi, grazie. Bene Salvatore, noi abbiamo già dall'immagine di ieri che abbiamo pubblicato all'interno del nostro post, abbiamo praticamente visto quanta bella è la campagna, quanto è bello è il territorio dove lei vive e che esprime poi la sua grande passione. Noi vorremmo iniziare da quella che è proprio la storia dell'azienda, ma anche un po' la storia di famiglia. Sì, ok. Allora, la storia della mia azienda è decisamente breve, nel senso che ufficialmente l'azienda agricola Salvatore Marino nasce nel 2017 per mio grande desiderio di voler intraprendere la produzione di vino e non solo di vino con il mio marchio, con il mio nome. Proprio per questo motivo addirittura tutte le mie bottiglie, o meglio le bottiglie che ho prodotto fino ad ora, ci credo così tanto che le ho chiamate col nome con cui mi chiamano tutti, cioè Turi. Turi, Salvatore. Sì. Diciamo che solo in maniera molto informale mi chiamano Salvatore, ma quando parlo con gli amici o anche in giro mi chiamano tutti Turi. È nata perché, avendo dei vigneti in contrada Buoni Vini nelle campagne di Pachino, contrade di solito qui tutte le conoscono per la produzione del vino, il nome dice tutto, no? Contrada Buoni Vini, volevo valorizzare il prodotto in bottiglia. Quindi nel 2017 ho realizzato una piccola produzione di vino che è subito andata in bottiglia, poche bottiglie buone e per mia fortuna vendute velocemente. L'anno dopo, a parte il vino rosso a base di uva, nero d'avola e pignatello che produco,
ho introdotto un altro vino, un vino bianco, prodotto da uve Catarratto, sempre un'altra uva tipica della Sicilia, è una delle poche varietà bianche coltivate a Pachino. E dalla vendemmia scorsa, quindi dalla vendemmia 2019, a questi due vini si è anche introdotto un altro vino rosato da uve Syrah, quindi un internazionale che però si è trovato molto bene, si è adattato molto bene nel territorio di Pachino. Allora, Turi, fermiamoci un attimo, mi Sì, permetto anche io a questo punto di dare, di chiamarla con il sì, nome che sì, utilizzano tutti gli amici, perché voi sapete quanto ci piace proprio poter parlare con questa chiave di lettura in sì, amicizia, in tranquillità, per poi presentare le vostre aziende. Fermiamoci un attimo, sì, quindi l'azienda è un'azienda giovane, anche se poi in realtà Turi ha un'esperienza come enologo molto, diciamo, più lunga, più importante da raccontare, però arrivato a un certo punto Turi dice decido di produrre a nome mio. E nasce proprio l'azienda agricola che è la Salvatore Marino, che si dedica non solo poi alla produzione di queste tre etichette, perché abbiamo un bianco, un nero e un rosé, ma anche ad altri prodotti. Adesso ci vorrei però arrivare. Turi, fermiamoci un attimino, leggiamo qualche messaggio dei nostri amici che anche oggi condividono il loro tempo e la loro passione insieme a noi. Abbiamo Fausta in Travaglia, buongiornissimo a tutti voi, buongiorno cara Fausta, abbiamo Fabio Mambo, buongiornissimo a Fabio, lo chef, appunto Fausta che abbiamo salutato poc'anzi, ancora leggiamo qualche messaggio, abbiamo Giuseppe Campo, buongiorno dalla calda Trapani, ciao caro Giuseppe, grazie per essere con noi, Ida Stagnetta, buongiorno Catiusca, Ida tra l'altro è una siciliana che vive fuori, quindi buongiorno a tutto il mondo di Io Compro Siciliano. Ciao cara Ida, sempre un abbraccio a te e a tutti i siciliani che vivono in Italia e nel mondo. Il faraone Palermo, buongiorno carissima Katiuska, sempre preparatissima, bidazza e di inesauribile energia. Grazie caro amico, grazie come sempre, così come tutti noi d'altronde. Maurizio Tominia, ciao Katiuska, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. E noi salutiamo di Io Compro Siciliano tutti gli amici di artisti, nostri amici di Maurizio Tumminia. Ciao caro Maurizio. Ancora Gaetano Rappa, buongiorno, buongiorno caro Gaetano e grazie anche a tutti gli amici che ci scrivono e sono in collegamento sui nostri video party. Bene, io a questo punto, Turi, sì, farei entrare, perché oggi appunto è un viaggio tra Siracusa e un viaggio poi anche nella campagna di Ragusa, perché siamo a Vittoria dove abbiamo anche un'altra ospite, fra poco tra l'altro entrerà, vediamo un attimino in regia, poi mi comunicheranno quando è pronto perché stiamo viaggiando proprio nel territorio Caraturi per far conoscere la bellezza della campagna, tra l'altro ognuno vissuto nel proprio modo. Turi, torniamo nuovamente alla storia della tua azienda. sì. Tu mi raccontavi che poi in famiglia c'è sempre stata questa grande passione per la terra, giusto? Sia da parte di papà sia che da parte di mamma. Sì, tutti i miei, diciamo, nonni, bisnonni, da parte di mia madre, quindi i miei nonni materni, a Pachino sono sempre stati viticoltori. Invece i miei nonni paterni sono stati costruttori di botti che poi venivano vendute o sistemate, no, per la vendita locale e produttori di vino. Quindi diciamo ho sempre respirato l'aria del vino diciamo, e l'odore della campagna. Questa cosa è stata sempre qualcosa che mi ha affascinato e quindi diciamo la strada era segnata, il mio futuro era segnato, cioè non potevo far altro, vista la passione, vista la dedizione, non potevo far altro che cercare di approfondire ancora di più le conoscenze studiando viticoltura ed enologia. Eh, esperienze poi lavorative svolte sia in Italia che all'estero per cercare di
aumentare sempre più il mio bagaglio personale, per poi ritornare laddove ero nato, no? Quindi da dove ero partito. E quindi nel 2017, come dicevo prima, è stata creata l'azienda agricola. Azienda agricola che non produce solo vino, perché in effetti un'azienda agricola non è specializzata nella produzione solo di una cosa, cioè è vero che il prodotto principale è il vino, ma è anche vero che in una classica azienda agricola non si produce solo vino. Quindi alcuni terreni sono coltivati a grano russello, che è un grano antico siciliano tipico delle province di Siracusa e Ragusa, dal quale ricavo la semola, quindi la classica farina, che trasformo pure in pasta. Ecco, cioè con lo stesso grano o produco la semola rimacinata oppure produco la semola per la successiva produzione di pasta in diversi formati. Allora, ferma un attimo, Sì, fermiamoci qua, perché stiamo parlando della tua produzione. sì. Facciamo entrare un attimino la nostra ospite che in questo momento si trova a Vittoria e sta aprendo le porte del suo meraviglioso ed elegante Baglio. Direi un relais de charme, nella campagna ragusana ambienti raffinati, romantici, dove tra l'altro anche lì è possibile godere della bellezza della terra e dei suoi frutti. Abbiamo con noi da Baglio Occhipinti Fausta Occhipinti. Ecco qui Fausta, Buongiorno buongiorno, Katiuska, buongiorno bentrovata. Salvatore, buongiorno a tutti. Buongiorno Fausta. Allora, come vedete, cari amici di Io Compro Siciliano, continuiamo a parlare di bellezza della terra, il territorio con tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue storie contenute all'interno. Anche qui una bella storia fatta di tradizione, vista però con una chiave innovativa, la tradizione vissuta con questa chiave, perché sapete, nella campagna ragusana si vive la particolarità di un'accoglienza molto ma molto raffinata ed è l'accoglienza di Fausta Occhipinti che vi piacerebbe condividesse con noi la sua storia. Fausta. Allora, io vi ringrazio moltissimo per avermi invitata. Oggi siamo dentro il nostro Baglio Chipinti. Il Baglio è un'architettura antica, quindi di origine araba, veniva costruita proprio per proteggere tutta la vita dei campi, degli agricoltori, il prodotto della campagna, e quindi il Baglio sostanzialmente è il primo nucleo diciamo urbano da cui poi si sviluppa il borgo. Noi abbiamo recuperato questo caseggiato antico che ha le sue origini nel 1700 e lo abbiamo ristrutturato. Io sono architetto, mia sorella è una produttrice di vino, a casa nostra condividiamo tutti questa grande passione per l'architettura e per l'agricoltura, e quindi abbiamo deciso, dopo i nostri studi tra Milano e Parigi, di rientrare entrambi in Sicilia, quindi di dare alla nostra terra tutto quello che abbiamo ricevuto e continuare a condividere questa nostra grande passione per la campagna, per il territorio, per le tradizioni. E quindi abbiamo iniziato prima con un progetto di vinificazione, quindi Arianna ha iniziato a produrre dai nostri primi 10 ettari di vigna, seguendo anche un po' le orme dello zio Giusto, che aveva già iniziato a produrre vino naturale nel territorio 40 anni fa, e poi io sono rientrata da Parigi 10 anni fa e ho iniziato questo progetto di ospitalità. Devo dire, Katiuska, che è un'esperienza meravigliosa, avere l'opportunità di ospitare
persone da tutto il mondo e di condividere la propria cultura, la propria terra, le proprie tradizioni culinarie. È veramente un'esperienza che ci permette di tenerle vive e di reinterpretarle anche in chiave contemporanea. Quindi questa occasione di ospitare mi permette di cucinare e quindi di, attraverso poi chiaramente la reinterpretazione del nostro chef, riprendere quelle ricette di famiglia, mi permette chiaramente di praticare queste passioni di architettura, anche di riscoperta dei prodotti locali. Quindi c'è tutto un mondo enorme che è legato alla nostra identità siciliana, che ha la possibilità di vivere in chiave contemporanea. Mi piace una frase, Fausta, che leggo quando si apprende insomma su quella che è la storia legata anche un po' al vaglio che adesso condividevi con i nostri amici di Io Compro Siciliano, una frase che tu scrivi spesso ed è: l'accoglienza è un continuo interpretare un vero lavoro di umanesimo. Sì, è così, Katiuska, perché in fondo siamo una piccola comunità. Io e i miei collaboratori abbiamo fatto tutte esperienze molto diverse, anche internazionali di grandissimo pregio, e ci ritroviamo adesso insieme a comunicare attraverso ognuno il proprio saper fare, quindi il sommelier racconta i vini, il nostro chef cucina con i prodotti dell'orto, il nostro giardiniere coltiva un orto meraviglioso, sempre in produzione, e ci ritroviamo insieme a reinterpretare la nostra Sicilia, ma proprio come persone, e a trasmetterla, a trasmetterla umanamente, perché poi in fondo gli ospiti che viaggiano cercano un'esperienza umana, cercano un incontro, cercano l'opportunità di conoscere delle persone che gli trasmettano una cultura. Quindi poi raccontare le storie in questo lavoro, saperle raccontare, diventa divertente ma importantissimo, perché poi e diventa bagaglio per i viaggiatori, tra l'altro. Senti Fausta, ti fermo un attimo. Tra l'altro sentiamo anche la bellezza dei rumori, dei suoni che sono all'interno, no? Anche questo venticello che arriva in questa mattinata di luglio, in questo posto incantevole. C'è un saluto che arriva da Selina Alcala, una nostra carissima amica. Dice: il Vaglio di Fausta è un posto incantevole. Dice: bonjour Katiuska e bonjour Fausta e Salvatore, sempre un piacere ascoltarvi. Celine, tra l'altro, ripeto, una cara amica che segue spesso i nostri viaggi. Lei si divide tra l'Italia e la Francia, quindi ciao cara Celine. Allora, Fausta e Turi hanno in comune la loro esperienza fatta in giro per l'Italia e in giro per il mondo, nelle loro attività, nella loro conoscenza del settore, e hanno anche in comune questo grandissimo amore per la terra, perché da lì si parte. Da lì nasciamo, da lì c'è, come dire, la partenza e l'arrivo nella terra, no? Di ognuno di noi. C'è la nostra storia, c'è la nostra vita e c'è quello che poi sarà anche il futuro dopo la vita. Ma torno un attimino da Turi. Turi, tu vivi realmente questo contatto con la terra? Prima ci stavi raccontando delle tue etichette, del tuo vino, ma ci stavi anche raccontando che poi la tua è un'azienda agricola e quindi in un'azienda agricola si producono altri prodotti e ci stavi raccontando di questa semola rimacinata di russello. E poi mi è piaciuto leggere nella descrizione della tua azienda, Turi, c'è una frase in cui tu dici: dicevano i miei nonni, uvino si fanna vigna. E poi ancora che tu poi, quando pensi alla tua terra, segui anche un po' il calendario lunare, cioè nel senso sei uno proprio attento alle cose di una volta, giusto?
Sì, allora mio nonno Corrado, il mio nonno materno, eh, provò a insegnarmi, a trasmettermi tutto quello che lui aveva imparato, no? Nella lavorazione delle vigne e dei terreni. E mi spiegava che, per esempio, nel caso della Luna, bisognava potare seguendo le fasi lunari, in particolare quando la Luna si trovava in fase calante, per evitare che la pianta subisse uno stress. Questa cosa si fa anche con i vini, cioè tutto quello che riguarda l'agricoltura biodinamica, in effetti buona parte di quello che riguarda l'agricoltura biodinamica ha a che fare con le fasi lunari. Quindi diciamo che i cicli della natura bisogna che vengano assecondati, seguiti, rispettati, osservati e da lì poi con gli anni e con il tempo cercare di capire meglio cosa è giusto, cosa non lo è, cosa bisogna migliorare, perché non sempre riusciamo subito a mettere a punto quelli che sono i lavori. Sì, queste sono... Mi è piaciuta anche, Turi, sempre fra le cose Sì, che ho letto sul tuo sito. Adesso tra l'altro ne daremo anche riferimento ai nostri amici di Io Compro Siciliano. Dice, io poi gli unici strumenti che utilizzo sono la zappa e le sì. forbici, no? Cioè dico, poi è tutto molto semplice, è tutto molto, è come la storia parla, la storia racconta, la tradizione racconta. Allora, la zappa è uno di quegli attrezzi da lavoro che più ha allontanato le persone dalla vigna e dalla campagna. Eh, Però è anche quello che serve perché prima non esistevano i mezzi agricoli, i famosi trattori, no? Quindi era la zappa, a parte l'animale, le lavorazioni con l'animale, era la zappa quella che permetteva all'agricoltura di andare avanti. E visto che ancora non ho un trattore, buona parte dei lavori che svolgo nella vigna o nei terreni vengono diciamo, portati avanti utilizzando la zappa. Quindi Quindi, come comunque vedete, il lavoro di fatica, Turi, il lavoro di fatica che poi è quello che porta ai grandi risultati, che sono, per grandi risultati si intende sempre la qualità delle cose. E quindi, come vedi, Turi, e come vedete, amici di Io Compro Siciliano, continua sempre a valere, no, la qualità dei prodotti e la qualità dell'accoglienza, cara Fausta, la qualità dell'accoglienza che è fondamentale per, così come dicevamo, trasmettere un messaggio che è questo messaggio di grande sincerità, di grande verità, di grande passione legata ad una storia millenaria, ad una storia che narra particolari anche rispetto alle nostre dominazioni, rispetto alla storia dei luoghi che parlano, no Fausta? Sì, Katiuska, io credo che il potenziale della Sicilia sia enorme. È un contesto così ricco, la Sicilia è un continente, la Sicilia ha enormi diversità. E noi siamo nel contesto di Vittoria, che è da sempre un contesto vinicolo. Si dice che quella tra Camarina e Gela sia la strada del vino più antica del mondo, quindi parliamo di epoca greca, e poi tutta una civiltà che si basa sulla viticoltura. Si imbarcavano addirittura poi prima da Camarina e poi da Scoglitti queste imbarcazioni cariche di vino che partiva per la Francia. Quindi il territorio di Vittoria è sempre stato un territorio in cui la vigna è stato un po' il sostentamento di tutti. Poi dopo la fillossera, quindi fine 800, è iniziata un periodo di riconversione agricola che ha portato prima a una riconversione in agrumi, in oliveti e poi a un sistema anche di agricoltura protetta che chiaramente ha fatto, diciamo, perdere parte del know-how della viticoltura. Negli ultimi 20 anni c'è un trend molto interessante, quindi ci sono tanti nuovi produttori che hanno riscoperto
questa cultura, questa storia del luogo, e quindi oggi diciamo il Baio Chipinti è all'interno di un contesto di cantine, e quindi c'è la cantina Occhi Pinti, Cos, Valle della Cate, Paolo Calì, un contesto di cantine da visitare, tutte cantine che propongono chiaramente ospitalità, propongono percorsi di degustazione, e quindi stando qui al Baio Chipinti a pochissimi chilometri anche in bicicletta è possibile accedere a questo ventaglio culturale, poi ti permette di incontrare delle persone estremamente interessanti e anche divertenti, perché i produttori agricoli hanno tantissimo da raccontare, perché hanno un legame fortissimo con la terra, ma nello stesso tempo i vignaioli viaggiano, vedono il mondo, sanno cosa si fa altrove, quindi è un'apertura, una grande apertura. Quindi è un modo per riscoprire la nostra storia, la nostra cultura siciliana. Consideriamo che è l'unica che abbiamo in Sicilia, quindi conoscere i produttori è una grande risorsa per tutti. Fausta e Turi, ci sono dei saluti, sono gli ultimi che facciamo a Salvatore Musso, che ci sta salutando da New York. Ciao, ciao chef, grazie per essere con noi. E tra l'altro volevo salutare tutto il mondo degli chef che ci seguono sempre con grande attenzione, e quando a maggior ragione parliamo di prodotti importanti, di prodotti di qualità. Ci sono ancora saluti da Maria Lopinto e da Antonio Virgadamo. Buongiorno da parte mia, buongiorno cari amici, grazie per essere stati con noi a questo appuntamento delle 12. Beh, signori, dire come sempre che è bello conoscere realtà siciliane, realtà che esprimono questa grande forza, questa passione che nasce proprio dalla nostra storia, che nasce dalla nostra identità. È bellissimo. Oggi siamo stati a trovare l'azienda agricola di Salvatore Marino, abbiamo parlato delle 3 etichette, di questo bianco, di questo vino, di questo rosé, abbiamo parlato della farina di semola rimacinata di Russello, straordinaria, con questa farina l'azienda agricola di Salvatore Marino realizza della pasta eccezionale. Quindi Fausta, mi raccomando, inseriamo sempre all'interno di quelli che sono i nostri prodotti da far degustare ai siciliani, ma anche ai viaggiatori che arrivano in Sicilia, i nostri prodotti. Salvatore, noi ti ringraziamo per averci raccontato la storia della tua azienda, dei tuoi nonni, dei tuoi prodotti. Grazie, un saluto a Pachino e a tutto il territorio di Siracusa. Grazie mille, ed è stato un piacere essere vostri ospiti. Piacere tutto nostro. E poi volevo salutare Fausta Occhi Pinti, perfetta padrona di casa di Baio Occhi Pinti a Vittoria, nella campagna ragusana, in questo relè di charme per una vacanza raffinata, dove è possibile degustare prodotti genuini, biologici, un'esperienza unica da fare in Sicilia. Noi vi ringraziamo, cari amici di Io Compro Siciliano. Vi diamo appuntamento domani, come sempre alle 12, con Io Compro Siciliano Live. E mi raccomando, questo pomeriggio alle 18 con aperitivo social di Francesco Caravello. Gentilissimi ospiti, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Vicini, venite un po' più vicini. A questo punto dovreste ripetere con me. Io Fausta, sì, compro siciliano. Ci piace, questa è la Sicilia che ci piace. Grazie a Salvatore Marino, grazie a Fausta, grazie a voi, grazie per essere stati con noi. Grazie, viva la Sicilia, viva noi. Grazie, Ciao, arrivederci Fausta. Ciao.